Sì, ma no, ma la faccio sempre a live, capì? Tutti i lunedì. Sì, e non è che è una cosa che hai no, oggi capito che lo che tu, però io la faccio sempre. Lo so, però scusi, perciò ti ci chiamato a te, fammi resi... Allora a posto, a posso fa? Pure Jenny, non è che dopo ci chiamo col. No, perché io ci vabbè, meglio che chiami a Carogna e ci domando se si può fare. Allora a posto, Jenny, vabbè, ti ringrazio, ciao Jenny. No, no, scusa, volevo dire pure una cosa. Ma poi sei che buono, ti chiamano una carogna, però alla fine, cioè, ma fa la live, quindi a posto. Penso che sia una brava persona. Vabbè, ti ringrazio. Allora la faccio la live. Vabbè, ciao Jenny. Ciao, ciao, ciao. Niente, poi gli ha chiesto permesso a Jenny La Carogna, si poteva fare live, perché ovviamente oggi è lui che sta decidendo un po' le cose, quindi cioè, per sicurezza ci fammi vedere, a finire a casa, faccia la live, però poi dice che non la fa, quindi ho chiesto il permesso per un fatto di educazione e a posto. Allora, voglio, come sta? Tutto bene, ragazzi? Buonasera a tutti quanti. Io ho appena finito di mangiare come al solito, proprio un culo. Infatti sono entrato anche con un paio di minuti di ritardo. Ma se ancora tenevo panini che si stanno annuzzando anche, perché mi sono fatto due panini con l'hamburger e con l'insalata stasera, con le pomarole, cose, tutte, diciamo, poi anche altre cose che non meglio non dire. Eccoci qua. Allora, voglio, ma chi ci sta? Chi ci sta stasera? Facciamo vedere. Ah, leggo subito il nome di Gesù il misericordioso che stasera dal primo minuto, oramai già la seconda volta che Gesù è dal primo minuto che ci segue, quindi questo è un grande segno. Gesù, siamo tutti con te, che siamo tutti cattolici, quindi Gesù veramente sei un idolo, qualche po' di che si sta già invitato pure in live pure a te, perché cioè, solamente il fatto di scrivere live del lunedì con ospite Gesù il misericordioso, secondo me arriviamo a 1000 spettatori proprio a così, proprio come l'aria. Poi salutiamo, voglio salutare, scusate, prima che mi dimentico, innanzitutto Paolo Varchetta della pagina, che ha una pagina del Napoli, lo saluto veramente, gli do un abbraccio forte perché è un ragazzo che mi aiuta molto, mi aiuta a trovare delle pagine per pubblicare video, non vogliono che veramente cioè, se mi stai sentendo Paolo, o verità ci fa una statua d'oro, quando è vero di riunione dove c'è una statua d'oro, no perché è molto disponibile, lo voglio bene, lo saluto, ciao Paolo. Allora, stasera vedo che ci stanno Giuseppe Grasso, Luca Saviano, Angelo Mazzella è nuovo di una carriera, è venuto al Comic Con, si è visto quando è, che cazzo, lo saluto, ciao Angelo, che praticamente lui è piccolino, cioè avrà, non so, quanti anni c'hai Angelo? 12 anni, 13 anni, bello e buono mettere vicino a me Aero Comic Con, tutto affannato, così perché non pensavo che io me ne aiuto, e praticamente è venuto con padre, che l'ha accompagnato fino da Bacoli, proprio per a me, quindi mi fa molto piacere è venuto tutto affannato pure io, si pensava che me ne aiuto, ma no, io stavo ancora là. E quindi voglio bene, ti mando un bacio, grande Angelo. E poi chi ci sta più stasera? Umberto Zuccarini, buonasera Umberto, anche lui sempre, voglio Umberto è nato che veramente sempre condivide i video, sempre mette mi piace, sempre commenta. Umberto io non lo conosco personalmente, però lo voglio bene già e lo saluto. Jenny Ruggero, eccolo lì, Jenny Ruggero che mi pare che non è potuto venire al Comic Con perché non so perché, comunque Jenny ti saluto anche a te. E chi ci sta più? Pasquale Frattini che è bellissimo, Pasquale Frattini mi ricordo, mi scrive proprio a Frank e Cerrone, mi scrive Frank esiste il 5000, esiste il 6000, Pasquale ancora non hai capito che cazzo dici questo fatto, però non so che manco perché mi domandi queste cose, io non ti rispondo, non mi dice niente, ma non so che ti rispondo. Comunque, poi chi ci sta più? The S4 Official Group, ti saluto anche a non ti conosco, datti un nome perché non si chiama The Office, mi metti in difficoltà. Dammi il tuo nome così ti parlo meglio. E allora poi chi c'è sta qua? Narita Cozzolino, DJ Neutron, anche tu datti un nome perché in Davos si chiama DJ Neutron, frate, beh, eccolo qua. Poi Felice Maiello che se non sbaglio pure lui stava al Comic Con ieri, ci siamo fatti una fotografia insieme, sì, grande Domidò, un amico mio Domidò che mi segue dal cellulare, Carmen Minerva,
Eccoli qua, allora ci siamo ragazzi miei, siamo ancora pochini, però mano a mano cresceremo, perché facciamo sempre questo, già lo so, all'inizio tutto quanto che stanno romagnani, chi si sta venendo quando fratelli, chi non sa pagare da fa, chi dice boh magari c'è fa, mangia vedere c'è oppure mangia vedere da go, chi si sta venendo programma di con la canale 21, comunque il lunedì ha gestito proprio il giorno perfetto per fare questa live. E niente, ieri sono stato comico, ieri sono stato comico, voglio, come ho scritto ho pagato due pizzette 6 euro, mi è rimasto impresso, guarda, dite ancora lo scudrino qua, forse lo tengo ancora, forse la città di Napoli e San Marino, forse ce l'ho ancora, lo scontrino del... Ah, ok, ci posso pensare su fatta, ci fate 6 euro, ma vi pochissima, ci vuole merda, scusate, ma quando ci vuole, eccolo qua. Due pizzette 6 euro, voglio, ma due pizzette chi la costano 1 euro, no chi la rossa. Cioè qualcuno mi ha voluto domandare, ma come le pizze costano 3 euro? No, ma mica la pizza rossa, le pizze di piccine piccoline, due pizze 6 euro, io hanno comico. È rimasta veramente impressa questa cosa. Comunque, la volevo dire perché la città mi penso che pure a voi quando me la dai, lo vado tutta da Marenza, secondo me se vado tutta da Marenza fattamente anche io sono anche io faccio così, però purtroppo sabato non ci ho pensato proprio, la verità, e sono rimasto come lo struzzo. Vabbè, comunque, c'è anche un nome bellissimo di uno di loro che si chiama Juventino Fogna, che è un canale che si chiama Juventino Fogna, quindi ti saluto. E, a proposito di Juventini, oggi mi sa stasera la nuova parodia, andatela a vedere per chi non l'ha vista ancora, una parodia che si chiama Ruben. Abbiamo preso praticamente la canzone di Lupin e abbiamo fatto Ruben a posto di Lupin. Quindi andatela a vedere per chi non l'ha vista ancora e facetemi la cortesia, condividetela pure sempre se vi piace. Poi se non vi piace non la condividete, però se vi piace condividetela, mi raccomando. Poi Alfredo Sozio che lo saluto, chi c'è sta più? Luca Saviano, grande Luca Saviano e Raffaella De Fazio, immancabile Raffaella De Fazio, che Raffaella De Fazio si fa tutto in live. Praticamente prima mi sono fatto una live con Diego Laurenti, con Francesco Caruso e con un'altra ragazza che si chiama Deri, una ragazza che fa make up, queste cose qua, e praticamente stiamo pure Raffaella. Raffaella ci sta sempre. Raffaella voglio, si va rapito in un canale, si facete i video, sappiate che Raffaella De Fazio ve la troverete sempre a cliccare mi piace e a mettere a fare una condivisione è la fans perfetta. Andiamo avanti. Leggiamo qualche commento. Allora, Felice Maiello dice: sì, stavo a Comico, non potevo mai mancare da Fabrizio Cerrone. Ti voglio bene, Felice. Ci siamo fatti pure la fotografia. Ma c'è più fotografia ieri che in tutta la vita mia. Non ero proprio, non ero proprio abituato a questa cosa, a farsi fotografie che sono venute anche bene. Devo dire la verità, devo essere un po' diciamo, sì, aspetta un attimo, scusate. Ecco. No, sono venute anche bene, ho viste, pensavo peggio, pensavo che erano venuti poco cessi, invece no, a Gicetta non sono male le foto. No, di solito vengono sempre con lui chiuso così, oppure che ha storto, oppure che ha capitato invece ieri a Gicetta, quelle che mi avete mandato, non so, magari l'ho pure non so, corretti a Photoshop, questo non, però mi sembravano non male, mi sembravano male. Poi, se caso mai tenuto fotografia amico, un occhio chiuso, ma mannate proprio perché sennò regista e chef, invece una cosa. E vabbè. Ah, eccolo qua, ci sta anche Enrico Musica 96, buonasera, Enrico Musica 96, stava anche oggi nella live con Diego, e che praticamente stiamo sfruttando questa vogliono poverina, noi stiamo sfruttando, giusto? Perché praticamente ci vogliamo fare cacciare fuori, scherzando, non l'avrebbe mai fatto, ovviamente, però stiamo facendo questa cosa un po' a voglia. Sabrina Caffi, che sarebbe Simone Meola, questa volta mi ricordo, dice bellissima parodia, l'ho vista, grazie Simone, sono contento che l'hai vista. È una parodia per sfottere un po' la Juve che ha vinto lo scudetto e quindi non dobbiamo niente giustamente visto festeggiano noi pure io sappiamo come mamma la sfottere la città facciamo una bella parodia così abbiamo da che sfottere. Raffaella dice grazie per il saluto oggi nella live di Diego, ma figurati Raffaella, per te questo ed altro. Raffaella De Fazio, comunque la parodia mi è piaciuta tanto, grande, grazie ancora Raffaella, grazie ancora. Invece, Gianni Ruggero dice c'ero in un panino napoletano 2,50 €, una Coca-Cola 2,50 €, come si fa? E questo pure è vero, a parte un panino napoletano 2,50 € è una rapina proprio, è una rapina perché io, a meno che a Montesanta, a Napoli, so pagano 1 euro. Cappianudo tu fanno pagare 50, non so perché ci mettono 50 centesimi in più, però fanno poco più grosso a pianura,
però una Coca-Cola 2,50 veramente non si può sentire, non si può leggere, è una cosa che non si può leggere, veramente sono proprio certi Mario, assurdo proprio. Ma vabbè, io perché magari stavolta mi hanno fatto a me, perché io veramente di solito mi portavo la marina a pesce, ci metto proprio a piloffi, e invece stavolta mi hanno fatto a me. Poi dicevo, vabbè, comunque 6 euro, stavolta mi hanno fatto, io non ci stavo da fare. E dice giustamente Nemesis, 1988 Nemesis, Fabrizio, dovevi portare il pranzo da casa, ma io sempre mi porto il pranzo da casa. Io pure quando vado a mare faccio una bella frittata di maccheroni, cosa me la porto lì, è perché se devo spendere i soldi quando vai in tassi, infatti, sai che ti fanno le pacche così, quindi ti devi premunire, ti devi portare sempre qualcosa da più. Allora, so, Luca Saviano, Ruben, è scassato con la parodia, Fabri, come sempre, ti ringrazio, Luca, ti ringrazio, mi fa piacere che mi piace. E abbiamo fatto pure un finale un po' così, sembra mongoloide come nostro canto. Che se mi fate ricordare? Ah, buono, è presto. Però intanto io già gli mando, mi butto avanti e gli mando già l'invito a Pietepullo, così me lo trovo già fatto. Pietepullo questa sera interverrà con una poesia che veramente non ho idea su quale argomento sarà, perché di solito ci sentiamo un po' prima e io gli posso suggerire qualche argomento, ma stasera non l'ho proprio sentito, cioè sì, l'ho sentito, ma soltanto per dire che ci stava la live, perché chi se ne ha proprio per sbattere le orecchie, e quindi gli volevo ricordare questa cosa. Niente, gli voglio mandare l'invito, però praticamente allora, ecco qua, non mi si configurava la pagina, ma eccola qui. Aggiungi nome, Francesco. Sì, perché voglio Piettipulo si chiama Francesco, io non lo so se voi lo sapete. Il suo nome vero è Francesco. E Francesco Vetere, quindi se volete aggiungerlo agli amici su Facebook andatelo a cercare con Francesco Vetere. È una fotografia del 1900, che sta ngoppando sul lettino per la neve, praticamente a 60 metri, quindi voi vedete una cosa nera lontana e capite che lui o forse fate a brilla di fotografie, non lo so. Eccolo qua, l'ho invitato, vediamo se mi fa il solito suono della campanella, eccolo qua, me lo fa a posto, ci siamo. Andiamo a leggere due commenti. Alessia De Agostini, ma che Alessia De Agostini fosse Giuseppe Paolino, perché io so, già mi ricordo che non so perché c'è sta una cosa, per chi non lo sapesse, che i nomi, alcuni su YouTube si chiamano con nome femmine, però sono maschi, e invece i maschi poi sono femmine. Questa è un'ambiguità che ancora non mi spiego qui su YouTube, però oppure tutti quelli che mi scrivono a me o tutti quelli che partecipano alla mia live sono così. Sono maschi che non sanno se sono femmine che non sanno se sono maschi. Questo mi sembra vedere. Comunque dice, le lattine di aranciata con un grandissimo speaker le vendeva a 2 euro, che poi era lui lo speaker. Sì, perché io stavo a questo stand, stavo al Padiglione 5 ieri, e praticamente stava uno stand dove vendono appunto queste lattine, queste bibite, non so se energetiche oppure aranciate e Coca-Cola, non lo so che cazzo, non ci ho fatto caso. E praticamente su quando l'unico microfono che vendeva i bibite, e quindi proprio a un mercatino proprio rionale. E che poi questo mio amico tentava di vendere le bibite a tutti i cimiguaglioni che venivano là per mi conoscere, cioè, ne approfittava di questa cosa lui, che proprio subdolo, molto subdolo. Appena ci faceva una fotografia, così subito, ma da un cattana faceva la creme caramel, questa comunque lo saluto, ciao Giuseppe. Allora, adesso, Enrico Musica 96, Stefano Parian. Comunque da oggi sono un tuo grande fan, sei troppo forte. Grande Enrico, grande, ha acquistato un fan oggi. Allora è una giornata da festeggiare, da festeggiare. Sono molto contento, veramente. Fatta a pure i video che abbiamo fatto perché mi sembra che tu mi hai scritto su Facebook oggi, hai detto, no, io non conosco, ma ci ha capito come oggi facciamo 100.000 video ancora non mi conosco. Vabbè, è probabile, è una cosa probabile, figurati. E vabbè, ci sono rimasto poco male, ci sono rimasto poco male, che non mi conoscevo. Però secondo me, sai che tu secondo me con Vidrumi tu te lo sei visto pure, però non ti ricordo che l'hai già fatto. Può essere, no, la butto così, come a parare un po'. Oh, guarda, fammi sapere. Adesso, con loro, per domande Pasquale Frattini. Quando fai l'ultima live? Nel 2019? Cioè, a parte mettere l'Ancient Wall, Pasquale, tu sei diventato proprio come era Gesù il misericordioso che prima era così, facevi i commenti come mettevi, mo si è diventato tu che lo mette l'Ancient Wall. Tutti dati, con queste date future, ma fai venire là, ma fai come si passa a suo tempo subito, Pasquale, fra, già. Felice Maiello, ci spieghi come mai stavi proprio in quello stand vestito anche con la maglietta ufficiale
e cosa? Ma con la maglietta ufficiale, tenevo una maglietta al gol che era la tenevo in mobile, con la maglietta ufficiale. PS, ho comprato la lattina di aranciata da voi, però era buona. Ah, ok. La lattina di aranciata non è cattata da me, è cattata da Giuseppe, questo compagno mio, che poi, tra l'altro, questo amico mio, io lo ringrazio, sai perché? Perché praticamente, a parte mi ha fatto sparagnare all'entrata, che io stavo io e mia moglie, e a ieri non so quando si fa o Comic Con, ma credo 12 euro, 13 euro, comunque mi veniva a fare 26 euro. Quindi lui me l'ha fatto risparmiare. Come? Bellissimo. Mi sai, tanto tu vieni là, poi mi chiami e io ti faccio trasmettere. Ma praticamente è uscito là fuori, ma cioè, ci ha dato due page, a me e a mia moglie, i page su quelle cose a così che si mettono in piedi. Bene, buono, abbiamo pigliato due tranzine in mano e siamo entrati come se stessimo faticando. Penso proprio la mia entrata, diciamo pure sciaccato perché poi il tranzine c'è ti pire che gli esce fuori e mi da Finicini e Coscia a mia moglie ci siamo fatti pure male, però mi sparagnati 26 euro, quindi già è una cosa molto. E quindi no, stavo dicendo, questo mio amico, anzi, era un po' l'aranciato, io non lo sapevo. Giuseppe era un po' l'aranciato, se ci stai ascoltando, hai tu, ma mica era un po' l'aranciato. Però sta la maglia ufficiale, non hai capito qual è la maglia ufficiale, no? Quindi la maglia ufficiale, teneva la maglia dall'armadio. Ufficiale, forse perché si dice Frank, cosa, perché quella è una marca, Frankie, non mi ricordo che cazzo è, comunque è una marca che si chiama Frank e Coccoso, che manca a farla apposta, giustamente, Frank e Cerupa, tu pensavo che era la maglia di Frank e Cerupa, che no, non l'abbiamo ancora. Però lui non l'ha mai fatto, lui non l'ha mai fatto queste magliette. Non lo dico sempre, non lo faccio mai, però lui poi se facciamo così soldi, veramente le faccio queste magliette. Mi piacerebbe pure a mettere un culo, una bella maglia Frank e Cerupa, non si può mai sapere. Andiamo avanti. Allora, essere ufficiale gruppo, bellissima la parodia, l'ho vista e l'ho fatta vedere a tutta la mia famiglia, è piaciuta a tutti, vai Marco. Ah, ti chiamo Marco, finalmente hai capito che ti chiami Marco, perché ci mettevi 3 ore a leggere da S4 ufficiale gruppo. Sono contento, bravo, l'hai fatto vedere a tutta la famiglia tu. Quindi, tu quando vai a fare vedere tutta la famiglia tu, no? Ce la devi fare vedere. No, no, sei una stronzata, stai dicendo una stronzata. Comunque mi fa molto piacere, mi fa molto piacere. Gesù il misericordioso dice, Fabri ti portavi a Piettepul, ma Piettepul la ci chiamata ieri mattina, no, no, in realtà pensavo, quando l'ho chiamata, Città Francese, tipo l'8 mattina, Francia, ma là, ma io, come, i 7 no, tengo poco su, ne vengo più tardi, città, poi vieni più tardi. Poi ne è venuto proprio. E dopo, quando sono tornata a Miami, ha detto tutto a posto, come giù, sì, tutto a posto. E ha detto, no, non si poteva muovere a casa perché sa che è successo a casa, comunque non è potuto venire. Mi è dispiaciuto perché avrei voluto non so, provare quello che ho provato io quando l'ho visto, perché comunque è stata una cosa emozionante, addirittura l'autografo, che cazzo me fa, autografo, infatti io so scritto molto male, quindi non so, chi di voi io gli ho scritto l'autografo, fa ridere questo fatto, che tenga una scrittura veramente elementare, una cosa molto a Waller. Allora, andiamo avanti. Fabrizio, stai parlando troppo in italiano, dice Nemesis. Dai, Sciatriato, ho bisogno di sentire un po' il napoletano. Hai ragione, ma sai che ogni tanto non ci capisco che ma ne parla italiano, non sai una cosa che mi stava ultimamente, sta cosa, e nasce morto. E poi tu quando mi stai dicendo, stai dicendo, ma stai parlando proprio troppo italiano ultimamente. È una cosa molto preoccupante, ci avrei già tu mi ci domandato perché non mi era mai capitato a me. Ma comunque torno subito a parlare napoletano, così stiamo a posto. Ma sai che metto proprio qualcuno che è italiano, cioè, qualcuno che sta, che sa, citorine, cose, e dici, ma che cazzo sta dicendo? Quindi ogni tanto, capito, cerco di mixare un po' le parole, un po' italiane, un po' napoletane, così magari qualcuno acchiappa poco parole. Allora, so, Virgilia, ciao Virgilia. Non devi vita agitare su Virgilia, ci sta sempre a tutti i live, appuntamento fisso. Vabbè, comunque ci sta. Rosario Bencivenga, Rosario Bencivenga, un nome nuovo forse. Ah, ah, ma fai morire fra. Vedo sempre i tuoi video su Facebook, continua così. Bravo, grazie Rosario, su Facebook, vabbè, pure un po' di dubbi ci stanno, perché tu forse li vedi su Facebook. Allora, voglio leggere una tua commenti che mi è sfuggita. Boh, ci sta sempre il solito commento, ma chi ci sta da porto? Ci sta nessuno da porto, giù, ma ci vieni qua. Cioè, le luci fanno un po' che sta, ya, vedi che ci sta una luce a rete, qua stavo qui, ma ci sta nessuno, non preoccupare. Comunque andiamo avanti con i commenti. Eh, ma che Gianluca Piscopo, ma non l'ho invitato a Deri Bruno a Rosso e oggi?
Alla live? No, non ci ho pensato proprio, però è un'idea, la posso invitare a qualche live, giustamente. Deri si chiama, c'ha un canale di make-up, dice che è molto simpatica, Dio come l'ha presentato, io non la conosci, e dice che è un canale make-up, però comunque è un canale che tu dici, ma come ne fotte a me un make-up se siete maschi? Però no, dice che si fa pariare, che lo spiega in modo pariuso, quindi boh, magari andate a visitare, che forse è vero, ma la c'è pure perché mi ha incuriosito. Ehm, Andiamo a vedere cosa dice Alessia De Agostini, che sarebbe Giuseppe, sta amico mio che stavo stendere l'aranciata. Bravo Fabrizio, dopo la tua confessione domani la Comic Con mi chiamerà per avere i soldi che non hai pagato. Questa pure è un'idea. Avevo, sapevo, ma chi cazzo ci vedono? Noi siamo sempre noi, siamo fra amici, siamo 30 euro, non è che vanno a aprire la cosa. Yeah. Giuseppe Grasso, Frankie Garage. Ah, sì, forse la maglietta era Frankie Garage. Sì, mi pare sì, non mi ricordo. Una maglietta ci da 2 anni fa, quindi non mi ricordo più. Allora, Domido, metti quella di Napoli with me, la maglietta di Napoli with me, Domido, io col tuo permesso, se vuoi, la prossima live metto la tua maglietta a Napoli with me. Un amico mio che praticamente ha una sua azienda che si chiama Napoli with me e ha le magliette molto belle di questa Napoli with me che issa van frega perché dico Napoli with me, ma che è with me, perché in inglese with me, solo che dico with me perché voglio ad organizzare, io faccio parlare un po' inglese, faccio parlare napoletano, italiano, chi mi dice parli italiano, non lo so, cerco di fare un mix per farvi contenti tutti quanti. Allora, Carmen Minerva, Fabri devi fare un raduno, non esiste, è vero, ci sto pensando, sai che tengo veramente paura che si faccia un raduno, sto così, non so, ci tengo questo timore, è una cosa tipo un timore, sì, una cosa che... però ci voglio provare, tanto quando è buono buono, faccio un raduno, ci sto così, ma va a fare una camminata, ecco, quindi non è... E credo che lo farò, credo che lo farò. Anzi, mo che ci stanno questi belli giornate, veramente si può pensare di farlo sì, pure mo a maggio, mo vengono poco, queste belle giornate magari ci vorremmo formare, ci vorremmo a piazzare per vicino, in un luogo dove si può stare bene all'aperto, sì, io voglio fare un bello raduno, mi piacerebbe. Ma così dove vai vicino, chi ci faccio, scusate, però uno sai, voi mi parite, ma sentite, ma per me è pure emozionante a vedervi, ieri quando ci sta tutti chi li vogliono, ci volevi chiedere i nomi, poi ci volevi chiedere ma chi si, chi non si, dice forse ti tengo un po' a Facebook, magari perché che poi mi sento con parecchi di voi, mi ci scriviamo, quindi mi fa piacere con le nome che la faccio. Comunque, vabbè, lo faremo, lo faremo. Gesù il misericordioso, Fabri, ma perché non ci fai vedere il resto della stanza per vedere se hai qualche santino e preghi? Perché tu preghi, vero? No, io non prego, sincero, non prego. Pregavo quando ero piccolino, sai che cose che uno ti insegnano, magari, però penso che sono durate pochi che preghi, sono durate molto poco. Forse quando faceva, come si chiama là? Come si chiama quando vai a fare quando ti fa comunione, come si chiama? Ma in mente, mo. O catechismo, quando facevo catechismo ovviamente qualche cosa, però non può andarci pregare più, di carità, proprio, cioè, non, tengo non ho abitudine di fare questa cosa, so chi di voi prega e fa bene, forse, ma io non tengo abitudine, non lo, so, non lo faccio. Felice Maiello, secondo te riuscirete mai a fare un altro video come per 20 minuti lo prendesse in culo che diventerà virale a tal punto da superarlo addirittura? Guarda, io me lo auguro perché sì, ovviamente, perché Kill è stato un video che ci ha fatto conoscere da parecchi, ci ha fatto apprezzare, non so, ci piace tutto questo. Però è molto difficile fare un video così. Io, per esempio, il video là, quando l'abbiamo fatto, non ci aspettavamo che faceva che lui faceva questo botto così, sinceramente, anzi, stavano video dove ci aspettavamo che facevamo il botto e non abbiamo fatto manco un cazzo. Chi lui là che ci aspettavamo niente, abbiamo fatto il botto. Quindi, boh, purtroppo in dei video non si capisce mai più o meno come vanno, però comunque me lo auguro e spero che a giorno riusciamo a fare un video pure meglio, in verità pure meglio. Noi ce lo auguriamo. Virgilia, a dove fai sto raduno? E non lo so se lo faccio sto raduno, se lo faccio, non so quando, però lo voglio fare. Se lo faccio a Napoli, perché penso che la maggior parte si in Napoli, anche se tu non sei di Napoli, io so che tu sei di Avellino, però se lo faccio a Napoli sicuramente. A Napoli è un posto dove tutti quanti lo possono raggiungere vicino alla metropolitana, oppure faccio un po' più da metropolitana, no? Ma fa un buco, faccio un po' più da metropolitana, così tu quando dici no, vabbè, tipo, come faccio a venire, da metropolitana così, col biglietto. No, no, a finire la pomma fu un biglietto, no. Ci conviene, da metropolitana non lo facciamo all'aria aperta. Giuseppe Grasso Fabri, visto che c'è tempo, perché non racconti qualche altra storia sul pazzo? Perché sai che te, diavolo si raccontassero un po' pazzo, vai a pensare.
Ma voi raga, io metto a raccontare questa cosa su WhatsApp, ah Maronna, che bello e buono, non so come, non lui, però la famiglia vera, mi pare un poco brutta, tengono questa paura che bello e buono, sto fatto se ne sapere, e già da che i figli canti si mettono a raccontare sto fatto, sono vicini miei di casa, capite? La signora è una brava signora, la mamma, cosa, no, no, non voglio, non voglio raccontare, non voglio raccontare, non lo voglio raccontare. Allora, Great Soft, tu dici Roma, se io sono io e tu sei tu, chi è scemo, io o tu? Bella domanda. Chissà caso che le domande che uno faceva quando era piccolo, che tu dicevi, io dicevo tu sei scemo, cosa, vabbè, comunque, stiamo parlando, stiamo andando dietro, Great Soft, che stai facendo questa domanda. Comunque, adesso, Alessia De Agostini, che sarebbe Giuseppe, dice ti saluto, vado a lavorare, calza e rete una bella parrucca e stiamo buscando un sacco di soldi. Ma serio, Giuseppe, fai la meglio cosa? O possiate mettere a vendere il lattine aranciata al Comic Con, che tra l'altro è anche finito, quindi non so come farai ora a vivere. Meglio che veramente te vai a prostituire, che secondo me poi sei un bello guaglione, che magari tiene pure la coscia che ha giocato a calcio, quindi magari riesci a fare pure una cosa di soldi, ti metti sulla statale, può essere. Poi fammi sapere come va, insomma è molto pure frate, perché oramai siamo arrivati a questo. Umberto Zuccarini, sì, fai il raduno, almeno ci conosciamo, sì, sì, veramente, veramente lo voglio fare, ma sì, 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 lo faremo, veramente lo faremo, vi faccio sapere a breve, se mi piglia la capata lo organizzo e ci vediamo. Carmen Minelva, Fabri, meglio pochi ma buoni, io di sicuro vengo, sei il mio youtuber preferito e avrei come ti invito Mezzari, il Fava Neuroville, il Fava Neuroville e che sketch hanno fatto no, come si chiama? I laureati, una cosa che praticamente facciamo a vedere che dopo la laurea i lavori da fare sono questi qua, voglia a vendere cassettino, a vendere il favo o a fare parcheggiatura abusiva, che è un po', non so se è vero, comunque, stiamo là. Giustizia divina, addirittura questo si chiama giustizia divina, mi fa un poco paura, no, ma comunque leggiamo, se fai il raduno organizziamo una diretta su Rai 1, no, su Rai 1 ha scritto Rai 1, è bello però, fanno un canale che si chiama Rai 1, comunque, vedete un bello spirito dell'umorismo, io mi diverte a leggere questi commenti vostri, sta a fare ridere, però mi facete ridere voi a me, quindi perciò la live mi piace particolarmente. Gianni Ruggero, io vi seguo dalle prime parodie, all'Orson Dance e Sciso Mostre, quelle sono quelle storiche, quelle belle che facevamo con questa telecamera qua che ho qui, che facevamo con questa telecamera comprata nel 2008 alla cifra di, no, quando va? 120 euro, tipo una cosa che praticamente si pigliamo cesse, facciamo con cesse, era meglio, che si vedeva male perché non era neanche a dire, però comunque sono state le più belle parodie perché ci divertivamo molto a farle, perché erano le prime, non sapevamo come andavano, quindi magari siamo più senza ci pensare, facciamo cose più senza così, quindi sono state anche le più belle poi volendo. E adesso Paolino Di G dice riempiamo il San Paolo, ospitale però, no, non stadio. Pasquale Frattini, conosci Leonardo De Carli? Sì, lo conosco Pasquale, chi non lo conosce Leonardo De Carli? 1988 Nemesis, Fabrizio Seffer 1, organizza molto prima così vengo anche io. Sì, sì, no, lo faccio sapere veramente con un largo anticipo, così veramente da poter permettere a tutti quanti di organizzarsi, ovviamente, non lo dico prima. Belle buono di quello prima, no, 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 lo faccio sapere veramente molto prima. Se io facciamo, guarda, per esempio, si potrebbe fare a giugno, boh, oggi quando ne abbiamo? Oggi è 5, quindi sì, magari tipo a giugno, così sembra un mese di tempo per ci organizzare. Ci vorremmo. Allora so, Great Soft, Jenny Ruggero dice Great Soft ha festeggiato con 2 pizzette 6 euro. Mi fa pensare sul ricordo brutto che ho. Valerio Abbondante, ciao, uomini chic e femmine pittate, eccolo qui, grandi entrate, che sono grandi entrate quando fai un live e trasi di questa maniera alla mano, Gianluca Piscopo, sketch show non ne fai più, fanno proprio ridere ogni volta che li vedo. E chi l'hanno fatto l'anno scorso, sketch show, però abbiamo fatto tanti sketch su Facebook, che comunque sono tutti scemi, però comunque ogni tanto lo sketch lo facciamo perché ci piace farlo, però poi mai dire mai, non stiamo sempre a fare ridere, quindi ci fa sempre fare una cosa, non facciamo nada, quindi boh, magari esce proprio con qualche altro sketch, ma stiamo bruciando la lingua. Alex Sabiese tiene la stessa voce di Francesco Albanese, quello che fa gli spettacoli consiani. Ah, sei grande Fabri. La stessa voce albanese.
no, io mi ricordo la voce albanese, no, non sta si la stessa voce mia. Abbi sicuramente anche una voce cazzo, questo è poco ma è sicuro. Il po' mi figlio mi sentì, quando il po' mi sente, brutta voce. Penso che questo lo fa tutti, ma l'ho già detto una volta, sta cosa qua. Ultimamente mi accetto un po' di più, accetto un po' di più la mia voce, non so perché, però boh, forse non sono abituato. Quindi... Comunque, Giuseppe Grasso fa prima la mia classe imita la tua intervista con il botto, sempre che li cazzo e botto per dire dei corridoi. Addirittura ci metti da spare il botto da scuola e non fanno niente a voi. Mi pare strano questa cosa, è stato in una scuola proprio animale, allora, non lo so. Comunque, comunque, Pasquale Frattini, farai pure parodie l'anno prossimo, ma no, Pasqua, ma tu o mo fa morire o non lo so, o si scende. Scusami se te lo chiedo, tu mi stai sempre a chiedere cose del futuro, 2019, 2020, ecco Maroci, mamma, goditi il presente, San Pasquale mio, goditi un poco presente. Oh, ma stai sempre a farsi domande, ma stai a fare, esiste il treno, a volte Pasquale Frattini, ha detto pure prima su quattro, mi scritto un messaggio così, poi senza manco ciao, come stai? C'è Frank, ma posso sto spiegando che io mi chiamo Cerrone, ma sarà Nanna che ci sto spiegando che io mi chiamo Cerrone, parte sempre così, Frank, esiste il 3000, ma che cazzo ne sai se esiste su 3000 o no, ma poi mica ci arriviamo a su 3000, vabbè comunque andiamo avanti. Allora, Felice Maillo, prova a organizzare a Diego Laurenti, sei sicuro che viene gente e ti fa pure pubblicità? Cosa? Cazzo, pure cose finale. Ma no, ma non posso organizzare una cosa, cioè, un raduno, si chiama Foraduno, ma Foraduno mia, sì, dico Foraduno su, è ovvio, no? Sono due cose, comunque, due cose diverse. Allora, Valeria Abbondante di una stessa voce in albanese. No, questo me l'avevano mai detta. Forse il primo giusto volevo ricercare tu, forse ieri capito Francesco Albanese, ma io volevo dire la voce in albanese. Comunque, Pio Graziano non ti ho mai sentito prima di Fabri, vista Coppa Italia, ecco, mai ci sta Coppa Italia, 3 ore va a cominciare che la partita, mannaggia, però alla fine abbiamo vinto e va a fare un cacchio di morte, quindi ci sta. Perlomeno ci hanno buttato una coppa a casa quest'anno che non è stato dei migliori. Virgilia, comunque Fabri dal vivo sei diverso, oh madonna, è diverso, in che sei diverso, uno pensa subito a una cosa tipo, spiegamelo, senza, io non voglio pensare a nulla di male, tu spiegami che significa diverso, ti aspetto. Domito, Pasquale Frattini davvero esiste? Non lo so, Domito, se esiste Pasquale Frattini, no, secondo me, io sempre Zara, che Pasquale Frattini è una figura mitologica, nel senso che, secondo me, è mezzo, no, a Bossis, ma ci fa manco sta battuta. No, però io penso che Pasquale Frattini, secondo me, è con Camicrumi che mi fa qualche scherzo. Se fatto sul profilo Pasquale Frattini mi scrive questi fatti, perché è possibile che è veramente una persona Pasquale Frattini. Pasquale, se ci sei, fammi capire perché scrivi queste cose, che io veramente non mi capacito. Fammi sapere, stiamo qua, stiamo fra amici, non lo qua, giudicare nessuno. Allora, Giovanni Cincotti, Frank, ha scritto Frank così senza un niente, una domanda. E andiamo a vedere. Giuseppe Grasso, Pasquale Frattini, secondo me, se continua così Fabrizio il numero 3000 che mette che punto in front, ma vero? Guarda, veramente ti metto i punti in front, 3000 punti in front, ma io ti voglio bene, Pasquale, io veramente, però mi ha spiegato queste domande che tu, sono veramente angoscianti. Comunque sono le 22:05, stranamente non entra ancora Pitbull, fra 2 minuti lo chiamiamo, vediamo, anche starà facendo cada cosa, sicuramente. Allora, Felice Maiello, avevo giocato il 2-3, mannaggia il Lussunze Hiller. Ah ah. Ah, boh, c'è il killer, dici tu sei Hiller, ci fai subinato gol, questo sì, è molto probabile. È effettivamente vero. Con il in mezzo a campo era più probabile, sbagliavo il passaggio e faccio segnare Fiorentina, questo è vero. Scusatemi, Virgilio, che stranamente a quest'ora si è comparso, stranamente questa sera è comparso un po' più tardi, di solito già avessi, dicevano, quindi come già farsi rigurgita si stanno un po' più attenuando. Scusami se sto dicendo attenuando, si parola poco più così prima a chi mi ha scritto che stava parlando dopo italiano, però ogni tanto mi sentono così persone, chi si è scemo, chi se ne ha studiato, io ho un po' studiato, mi piaceva pure l'italiano, quindi i fetema, quindi un po' lo devo dare. Genio Ruggero, Fabri
Virgilia come immagine profilo di YouTube la foto con te, sì, che pure è venuta bene la fotografia, Jess, cioè, pure è venuta buona questa fotografia. Sì, l'ha messa, mi ha fatto molto onore che ha messo questa nostra foto come sua immagine di profilo, la ringrazio. Pio Graziano, sì, Grus, infatti come sono iscritto, mangiatevi tutti i giorni, addirittura, grande Pio, sei uno di noi, vai, Pio, fai scrivere a tutto quanti, i compagni tuoi, a famiglia tua, i vicini, fai scrivere a tutto quanto, noi ce ne fu, tanto zepava, vanno a prendere un bottone, no, no, yeah. Ecco, comunque, Gesù è misericordioso, Fabri devi pregare, se no quando muori vai all'inferno, ed è brutto l'inferno. Ah, Gesù, giustamente, Gesù, allora se lo dici tu, sei sicuro che pregherò. Pregherò per te, fatemi pure la canzone in mente di Adriano Celentano. Comunque, dopo questo momento canterino un po' triste, Peppe Gep 93, che sarebbe Giuseppe Visconti. Buonasera a tutti, scusate il ritardo, ma io non lo vorrei dire. Apro e chiudo parentesi, lo dico solo. Sì, ma 36. State zitto, non ci ma avvengono vinto, vai, per me c'è questa cosa, ma avvengono vinto. Comunque, zitto, 36 volte, prego. Allora, Vastax Sound, un nuovo nome, anche lui, infatti piglia gol da Pasquale Fratti, no, va a pigliare gol, però io lo dovevo dire, è uno sfogo personale sta cosa, è un anno che tu mi ci sta questi cose, io chiedo solo spiegazioni, sapessi tu sei una persona vera, oppure perché mi scrivi queste cose, mi piace per uno scienziato di queste cose, queste previsioni future, mi piace per un umano. Vabbè. Comunque Juventino dice ma Pasquale Frattini viene da Fratta? C'è proprio ho studiato computer per questa tua battuta Juventino, cioè veramente vabbè, lasciamo andare. Virgilia, sei più magro, però sei proprio una bella persona, molto socievole e amichevole. È perché così quando faccio live oppure quando mi sento non solo socievole e amichevole, penso di essere sempre socievole e amichevole, anche così, nel senso che per quello che posso. Comunque, grazie. Great Soft una faccia, cioè, ha fatto una faccina, non è un commento, cioè una faccina così, tipo chiuso. Sì, una cosa che non ve la posso fare mo oggi. Comunque, non so che significa, spiegati meglio, Great Soft su questo. Ah, povero Pasquale, si è pure scusato. No, Pasquale, io mi scuso io con te se ti offeso, non era la mia intenzione, ovviamente, però sai, l'ho dovuto un po' sfogare. Simone Compagnone, ti mancano le tette di quella nella diretta di Diego? No, ma io sinceramente, Simone, in breve ne manca, era giusto per scherzare, io non la vedevo nemmeno a lei nella live, perché vedevo sulla fotografia, pareva a Diego e pareva a Francesco. Però se devo stu fatto che a Diego, mi sono messo, fatto le zizze, io ho cercato di marcare, di sottolinearlo un po'. Gianni Ruggero, che ne pensi dell'ultras romanista che nega di aver sparato il tifoso napoletano? No, voglio parlare di questo partito, anche perché non l'ho seguito così, cioè l'ho seguita a grandi linee, però si fatto mi danno talmente fastidio che poi non li seguo, mi danno fastidio perché poi uno dice una cosa, un altro dice un'altra, non sa mai qual è la verità, poi a finire che uno si dice una cosa dice perché no, perché tu sei napoletano, allora giustamente allora è meglio non parlarne proprio, che andiamo a parlarmene una cosa. Giovanni Cincotti, questa sera continuo la canzone dell'altro lunedì. Osteria numero 2, le mie gambe tra le tue, le tue gambe tra le mie, fanno mille porcherie, ma tu, Giovanni Cincotti, ma tu chi lo scrive su, no, chi è tant'anni full, chi scrive cose su, però ti sei aggiunto tu, secondo me facevi un lungo di corona, fate un po' il cambio, una volta tu e una volta non scrivi queste cose, mannaggia la miseria, che stanno i guaglioni, Eccomi. Grande Piette Pool è entrato alle 22:10, ritardo mostruoso. Scusatemi, ma però purtroppo a casa mia si è aperto un centro internet, sono tutti connessi, quindi automaticamente purtroppo può pigliare una linea, cioè chiedere proprio l'elemosina. Scusa, puoi uscire da internet a Gerlasia, ma fa poche parole. Ottimo, ottimo. Tutto Allora, vabbè, ti bene, ciao perdoniamo. ragazzi. Ciao a tutti. Ma è tra su di Piette Pool grandissimo, un po' in ritardo. In realtà, spero che anche lo possiate perdonare. Casa sua si è trasformata in un punto di internet come lui ha detto, quindi ok, ci sta. Sta a posto. Tutto bene, tutto bene. Complimenti per il video, complimenti per il video. Ma mica complimenti me le fa a me, scusa. No? I complimenti in questo video vanno sicuramente, mo pare che facciamo una volta che la cosa è là da volta, però vanno a Vincenzo Oliviero, perché comunque è lui che Ottimo. sì, è vero, si ha fatto un montaggio, comunque tutte le immagini diciamo, della Juve,
dei rigori della Juve, vabbè che non era difficile, perché comunque ce ne stavano tanti su internet, ha dovuto solo scegliere quelli più eclatanti. Comunque il merito va tutto a lui, quindi ok. Comunque, intanto io penso anche che Vincenzo veramente vi ringrazia Sì, come si sì, dice, è le vero, per i congratulazioni che ci complimenti, sì, avete sì, sì. fatto. Beh, è stato È molto vero, è vero, è vero. contento. Sì, 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 Bravi sì, sì, ragazzi, sempre così. sì, sì. Comunque niente, queste vicende, sì, no, io ci te prima praticamente tu, non so, ci hai preparata poi sì che si voleva ricevere, hai Certo, preparato certo, certo. e qual è l'argomento? Perché non c'è proprio idea cosa dirai, Senti, cosa non dirai, giusto per... io ho fatto l'argomento un po' sull'estate, diciamo. Ah, un po' una cosa estiva, La cosa è estate. sì. Dai, ce la dobbiamo chiamare, è arrivato il momento di chiamarcela st'estate, eh. Sì, ma pare proprio caso, veramente. Oggi già c'è un bello sole, quindi oggi è una bella giornata, ci sono fuori un barcone, ma più sole, quindi oggi tutto a posto, oggi tutto a posto. Se Almeno quella è la voi, fine che faremo, voi guarda. la possiamo... Non ci capite? È quella la fine che faremo, ci mettiamo fuori un barcone sta stagione. Sì, vabbè, ma io sempre metto sul balcone, che c'ho altre alternative. Comunque la puoi anche decantare subito. Vai, io ti propongo di farla ora, così dopo già vediamo, capito, un po' quello commento. Va bene, ci sto, ci sto, Ci sei? ci sto. Vai, voglio. Allora, Piette pure la sua poesia, che si intitola L'estate? L'estate, va bene, sì, l'estate. Vai, ok, ok, vai, benissimo, vai. Silenzio. Muove nell'estate e senza denaro, solamente lì che le puoi chiamare. Infradito, costume e asciugamano ti piglia una bella cumana. Tutte surate, affaticate, ti stiano ingollanate. Ma quando senti la voce di coccobella, una bella barratella e un solo in da cervella, chiude l'occhio e pensa. Ma rostunghi, sei scella! Vabbè, è stata una cosa molto così. Però penso che sia Bello, simpatica, un minimo di bello, verità ci bello. sta. Questa è bella, un po' più lunga del solito, però non valeva la pena questa volta. Questa era Sì, è stata bella. lunga. Io pensavo che era corta, pensavo che era corta. No, non ne ho, questa è stata un po' più lunga delle tue, di sopra, però è stata proprio bella. A me è piaciuta assai. Guarda, dai, ci si ripete. A un fan da volta. A un Certo, fan certo, da volta. Vai, vai. volentieri. Di nuovo perché mi è piaciuto, eh. Dai, la ripeto. Muove nell'estate e senza denaro, solamente lì che la puoi chiamare. Infradite, costume e asciugamano, ti piglia una bella cumana. Tutte surate, affaticate, ti stiano ingollanate. Ma quando senti la voce di coccobella e una bella barratella e un solo in da cervella, chiude gli occhi e pensa, ma rostunghi, sei scella. Seychelles. Guarda, questo è bellissimo, questo veramente da mettere subito in coppa pagina, eh. Veramente che questo, Esattamente. secondo me questa è bella e viene condivisa, questa è una bella, è una bella parodistica, cioè, è una bella poesia, questa, sì, bella. Ma La mi sto sono mettendo. immaginato un po' sì, belle che si mette, mi sono immaginato proprio la scena, da umano, cose, proprio le scene, che poi e lui non Ma sa più, ma infatti è una sorta di verità, è una sorta di verità. In sì, pratica, non ti deve nascondersi il fatto che io, per esempio, l'hai fatto, tu, per esempio, sì, l'hai fatto. sì. Io penso che un po' tutti di I da noi, giù, eh? i da giù, a te lì che lo anni fa. Perciò voglio dire, no? Perciò voglio dire, un po' tutti noi, chi diciamo sta sulla via Pomeo, pianura quarto, piglia Cumane e se ne va all'Isola, no? Quindi Sì. voglio dire che è normale l'infradito, costume, asciugamano, arriva là a volte e sta uno un po' lanato. Diciamo che è una sorta di verità quello che ho detto, no? Sì. Poco solo in da No, cervello, ma... anche se, aspetta. No, no, stiamo pensando, se volevo raccontare il fatto che comunque 2 anni fa Pitbull, diciamo, lui è fidanzato con una ragazza sarda e Eh, quindi 2 anni fa stava in Sardegna e comunque si andava a fare i bagni in Sardegna, ovviamente, no? Dalla fidanzata. L'acqua la conosciamo tutti, l'acqua della Sardegna è bellissima. E praticamente noi ci troviamo a Roma o all'Isola e quindi ci fu un Ragazzi, dramma incredibile. un trauma. Entrare precedentemente in un'acqua dove l'acqua era celeste, di meno ti veniva pure a zuzzima che teneva in dall'ogna, se nel casa teniva, no? In dall'acqua. Arriva lì che non manchi via, cioè proprio una cosa allucinante. Cioè, tu mettevi il piede nel mare di Licola, non vedevi neanche più il piede, dici, ma che ne so, una maniera di pesce, io so.
E più avanti andavi e più l'acqua diventava nera. Tanto è vero che Mamma poi lì ci nacque una sorta di tormentone sotto sotto che faceva lì che l'acqua è nera, lì che l'acqua è nera, lì che l'acqua è nera. Ma non è che tipo era marrone, verde, sai come se uno dice magari stanno con le alghe, petrolio, l'acqua è verde. No, con, era proprio con nera, petrolio, nera come un mannaggia. carbone, paura di No, come si chiamano che li no, pisci? no, però a piovere, a piovere. No, no, Piotr, ma io ho il A- terrore delle tracine, c'ho il terrore delle tracine, specialmente quando l'acqua è nera, no? Che proprio non si vede proprio manco fondale. Tengo paura che tu vai a mettere, lo vedi proprio che ci tu non una tracina, no? E ti sai un'infezione che la frega a 40, cose che potevi fare bagnare lì. E allora diciamo che da lì è nato un po' il No, tutto. perché la cosa bella, no, è che se io portavo all'iglo, mo, lungi da me, che io c'è iniziare a nasa a te, mo, potevo portare da tutte parti, però ovviamente lo portavo all'iglo perché ero venuto 2 giorni prima a mare e te lo giuro che ho partito, non mi è mai creduto. Però l'acqua quel giorno, quando sono chiusi, mi è sorpreso, io non gli all'iglo quando ero piccolino, quindi non me la ricordavo proprio. E l'acqua quando è ti era pulita, lo giuro. Poi c'è da poco, Francesco, amici all'iglo, rimane io poco con la puzza sotto la naso. Io ho detto, non ti preoccupare, guarda che sono chiusi a pulire. E gli ho detto, non a fare veramente schifo. O petrolio, cioè, Un petrolio, vabbè. da petrolio. No, la serie, ma pensa alla macchina mettevo pieno, che era proprio petrolio, petrolio, Allucinante. facevi schifo. Anche Poi se poi c'è facevi da dire schifo. che comunque una sorta di piccola infanzia ce l'abbiamo fatta un po' a Licola. Però io mi andavo a una piscina, perché questo lido dove andavamo aveva la piscina, il mare veramente era una cosa che magari chi aveva la barca ci portava un po' più a largo e ci facevamo un bagno, sempre con terrore delle Sì, meduse, però, eh. Sempre un po' che pesce strano ci sì. scriva a Licola, perché Licola è acqua di pesci No, strani. Allora, no, boh. ma proprio quando mi sono entrato nell'acqua alligera e mi dovevo immergere con la testa, che poi non tengo i capelli, niente si usciva, voglio dire, no? Però il contatto proprio con testa acqua è stato per me un trauma, un trauma. Ma i miei occhi hanno rasentato che sta acqua nera, guarda, è stato drammatico. Però, tutto sommato, siamo anche stati bene, Ma, siamo stati bene, siamo andato a fare un sì, giro. vabbè, fu un errore di valutazione da parte mia, però io non potevo sapere che non era nato belle buone, chissà che te ne scaricare da chilometri da un giorno all'altro, perché veramente No, ero pulito, o vabbè, ma caretta che nave petrolifera, e te ne cari vicino all'icola, e te ne no, vabbè, ma naufraga con... ci sta, ci e sta, ci poi, sta, ci può sai, stare. il naufragio ci sta, comunque succede su fatto, comunque mi scuso a distanza di anni ancora oggi con Ah, Francesco. Comunque quando ci a fare un bagno non mai solamente a Caiola, perché veramente è sì, l'unico sì. posto un po' più, anche se ti dirò, giù alla Caiola, che sarebbe a Posillipo, una discesa che veramente quando scende, non proprio stare io, cioè la funicolare, praticamente però ti fai un bagno un po' più pulito, un'acqua più pulita, anche se comunque il posto è piccolino e magari ci stanno pochi Infatti follow, sto veramente. pensando di fare una sorta di business, Fabri, quest'estate alla Gaiola. Come fa? Devo mettere in coppa di spalla la gente e porti via in coppa? No, voglio pigliare una macchina e fare soltanto il tragitto, senza assicurazione, senza patente, senza niente, fare solo il tragitto da giù alla Gaiola fino e sopra. Un euro a Serio, persona, sa 10 scendere. Voglio fare solo questo. serio. Se Secondo me sia mi una la bella porta idea, per ma una a da parte casa, eh. no, no, che sta a buttare da casa, però secondo me ti portano pure i guardi, ti portano a casa, cioè ti portano proprio, secondo me, perché secondo me là qualcuno fa spigoso, però boh, magari, questa è un'idea, a Ma poco io ti mancava dentro, sto facendo del bene, poi se loro vanno da una cosa a piacere, che ben venga, se no ci sta. se c'è una poca gente che mancava dentro, vabbè, non ci foto, giustamente, poi chi c'ha il chiappo là, dici tu, giustamente. No, Comunque, pure uno motorino, no, motorino a fin di porto solo una persona, invece tu fai no, un non euro va a bene. Più di famiglia, un euro a persona, che stai a 4-5 km a 6 loro in una macchina e via, su per la Gaiola. E allora su per la Gaiola. mannaggia. Va bene, va Mannaggia. giù. Comunque, Comunque, abbiamo fatto tutte le tra sa- poco caricherà. Ma che dicono della poesia? È piaciuto o non è piaciuto? Non dicono niente. Perché non No, non riesco lo so perché a... mi so perso due commenti, mi so perso un pochi commenti perché cioè, mi sa raccontare sta cosa. Comunque non lo so, ragazzi, è piaciuta la poesia di Piette Bull, scrivetelo di nuovo, se sì, se no, perché sinceramente se il Ren e non riuscivo a leggere i commenti. Comunque ti salutano, ho letto solamente di sfuggire che ti salutavano tutti quanti, che dicevano Piette Bull è traso da Piet, così, fatta così. Comunque,
Comunque, grandi come sempre. Voglio salutare Marco Ruggero che è entrato mo Anello Scannapiecolo. Ti ricordi quello che te la sette a Pasqua? Manca a fare un po'. Che il Pasqua è spaccata proprio, dici. A A Pasqua è Pasqua curioso. veramente aiutato. E poi manco a farla proprio a Pasqua, entrò a far parte di queste live anche lui. Quindi. Comunque Peppe Visconti dice: è talmente sporca l'acqua di Licola che i gabbiani si prendono i pesciolini non per si mangiare, ma per salvare. Capito? Sai? Seria. Perché- Ma serio, La e dice serie. addirittura, e sempre lui dice addirittura a Kuwait si è fatto una pompa e benzina all'Icola, ma non c'è dubbio, guarda, perché là veramente. La Oh, serie. comunque c'è sta cosa strana che veramente un giorno era pulito, un altro capiente c'era sporco. Però Cicciaveta, per esempio, come spiagge, c'è anche una certa cura delle spiagge di Lico, sono molto organizzate, i lidi sono fatto bene, cioè dice, ma la spiaggia è pulita, la E diciamo spiaggia. E lì, potrebbe diventare la Rimini del sud. La Rimini del sud. no, Ma c'è un esageriamo. progetto comunque. No, 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 veramente c'era un Vabbè, progetto sull'isola di questa cosa, sul litorale, diciamo, su tutto il litorale. Poi dopo, io tu stavo dici, perché non si è fatto più niente. Boh, forse sarà stato vabbè, comunque. Gennaro la canaglia. Ha detto, ferma, stop, non si deve Cioè, fare più niente. ha formato tutte cose, cioè, Ha come si chiama? formato cose, Jenny la Carogna, la Jenny la Carota. carota. Comunque stanno dicendo Pio Graziano e Pasquale Frattini hanno detto che è bellissima, è troppo che cazzo sta poesia. Comunque ragazzi io vi invito a vederla di nuovo sulla pagina Frank e Cerrone che fra poco la regista, dopo la live, fra poco finisce, la regista la mette su Frank e Cerrone. Stasera mi scordo di fare. Comunque, invece, Giuseppe Sconti dice: con tutta la cupulella si vede o solo Ciarata in capo. Grande Pietro, grande. Eh sì, eh sì. Grande. Io purtroppo Oppure non cioè, riesco a leggere le sta chat, pure però Rocco ragazzi, Porrino. Aspetta, fammi salutare Rocco Porrino. Rocco Porrino, veramente un grandissimo proprietario della pagina IPAC Paz per te. Come ha ciao dato sempre una Rocco! mano. Grande Rocco da Forza Piacenza. Napoli! Un Forza bacio Napoli! grande, Rocco. Forza Napoli, grandioso del Napoli, Rocco, veramente. Con Rocco mi ha sempre aiutato a condividere video sulla sua pagina, veramente devo a lui molto, molti di voi, che forse i video se l'hanno visto proprio all'angolo. Grande Rocco, ti mando un bacio. Si dice, scusami. Ragazzi, mettiamo pure questa cosa, che se nel caso i ragazzi non conoscessero la pagina Iva Capazzo per te, che andassero a fare un giro. È una pagina È dove ovvio. comunque in tutti i modi tengono No, la aggiornati conosco. sempre gli episodi del Napoli, in modo simpatico, divertente, con l'aiuto di Frank e Cerrone nel rendere la pagina Vabbè, anche basta. divertente. C'è nata Marchetta. Comunque no, no, veramente, per i Pagapazzi, io penso che la conoscono perché è una pagina famosissima che parla del Napoli, quindi penso che la conoscono già sono fans. Comunque, Felice Maiello dice, io mi sono fatto un paio di giri al Lago Patria ed era pulitissima l'acqua. Lago Patria, perché è pulito l'acqua Lago Patria? Poi tu sei mai non mi Probabile, ricordo. Ola che Patria, sì, probabile che, ma magari ecco, mo ci vuole estate che Lione perché a settembre qualche volta all'Isola dell'acqua è bella, eh. Eh, All'Isola dell'acqua è bella a settembre, e a forse siamo capitati settembre. proprio in un periodo di agosto tenebroso, dove l'acqua era proprio faceva paura, proprio. Faceva proprio terrore. Ait Gesù misericordioso, Ait dove sono gli attori del greco, l'acqua è marrone e trovi il pumarolo che nuotano insieme a te. La Ah, serie. sì. Grande, Mannaggia, un saluto a Gesù misericordioso, eh? Un saluto a Gesù Gesù, misericordioso. se stava avendo una live da prima, dalle 9:30, già si stava avendo una live, sei tutta Grande l'oretta Gesù, con noi. Già grande Gesù Gesù. ci ha portato E fortuna. invece Ci ha Giada c'è, portato come si fortuna. chiama? Giada, Giada, no, non l'ho letta, Giada. non c'è. No, non l'ho letta proprio Giada. Ma chi è Giada, scusa? Come si chiama quella Sempre. ragazza? Come? No, il Giada io non la conosco, sono sincero, mi ricordo quasi tutti quanti i nomi delle live, Allora ma Giada non la mai sentita. non mi ricordo come si chiama allora, non mi ricordo come si chiama. Quella ragazza che ci ha dedicato anche quel cartellone molto simpatico. Ah, ecco, ah, che poi ce l'ho qua, che ce l'ho qua, io mi ho fatto Virgilia, quella Giada. Virginia, Maria, bravo, che bravo figura di Virginia, merda. c'è. Che brutta figura che fa, eccola qua, guarda, non so se la vedi, me l'ha data ieri Virgilia, è venuta al comico, guarda qua. Bello. Ma questa sì, sì, la fece anche sulla pagina, l'ha messa anche sulla. Bellissimo, bravo, Era la bravo. stessa, guardate qua, ma si vede Come? sul Non mazzo si per vede, te. si vede. Me l'ha dedicata a ce l'ha dedicata a noi, bravissima Virgilia, che io l'ho incontrata, mi ha fatto piacere perché comunque uno si sente sempre in live, invece dal vivo, veramente è stato emozionante, pure veramente è stato molto emozionante. E Bello, niente, che bello. l'ho giusto.
Qualcuno ha detto, ma Piette pure la Rossi ci ha spiegato che non si è potuto venire, che all'inizio si rumenne, e poi dopo effettivamente volevi venire dopo, però poi non si è potuto venire. Comunque, Sì, vabbè, ha detto pure un'altra cosa, ha detto che forse veramente organizziamo un bel raduno walkboard, perché posso volentieri. che io nulla, sì, sì, io nulla, tengo paura di organizzare perché metà parola stiamo solo io e te, però io penso che non può essere qualcuno, E vabbè, penso che quando qualcuno vuoi viene, pure ci ci stiamo siamo. lì, che lo quale è il problema. Sì, sì. Mannaggia. Ait Giuseppe Visconti, Fabrizio e Francesco, dopo Genia Carogna e Ivan il Terribile, i vostri soprannomi da Male Guagliuno, qual su? No, ne team proprio i soprannomi a Male Guagliuno, no. Che non No, noi siamo siamo, non bravi siamo ragazzi. mali. Noi siamo bravi Sì, ragazzi. sì, 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 sì. Ci iniziano. Comunque, hai Dici. scelto un attimo, sto leggendo un dialogo bellissimo. Anillo Scannapico, right? Anche io sono di Torre del Greco. E tu, Gesù, di che zona sei? Ah, Saverio Gravagnolo ha risposto Betlemme. Ma sì. Mannaggia, Ma sì. Ma scusa, mannaggia. ma sono entrato in anticipo, non ho capito questa cosa. No, si è trasciuto tardi, si è entrato tardi, si è entrato alle 22:10. Mi dai, ci Eh, devi sempre tra le 10. no, Abo, no, pensavo, no, ma pensavo perché ci stiamo prolungando. Alle volte quando entro veramente dobbiamo salutare perché finisce subito il tempo. Pensavo che stessimo parlando su di te, no? No, 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 no. Ah, no, no. Sì, dopo che 2 minuti, Dani. Fra 2 minuti è finito. Rocco, Niente, aspetta, ti ragazzi, voglio ma io bene, volevo fratello. sapere, ma di questo Grande video che hai Rocco. fatto, gli è piaciuto ai tuoi fans? È I nostri fans. No, è ci è piaciuto? piaciuto. Pensi di sì, penso che solamente chi non era Juventino penso che non gli è piaciuto questo. Però no, penso che gli è piaciuto, penso che gli è piaciuto. No, anzi, mi raccomando, vi colgo sempre l'occasione per dire condividetelo se vi è piaciuto. Se vi è piaciuto, fa niente, però condividetelo. Ma già l'ho detto prima, già l'ho detto prima. Dai, E ragazzi, Fieme. condividiamo un po' sti video, non ci facete Eh, più la correre, per piacere, eh. Non ci fate dispiacere, andiamo. A Hit Juventus Fogna, a proposito di mare, cosa fanno 100 tonni nel mare? Io questa non la so, tu la sai? 100 tonni nel mare. Vengo a Non mi vedere. è venuta una struzzata, ma no, di Mangricci, mi è venuta una risposta Dici, di dici. tipo ton a sorriente, mi è venuta questa struzzata, ma non credo che sia Vabbè, questa ma qua. non è studente, 100 tonni nel mare, voglio dire. Proprio una cagata. Però poi diccelo tu, Juventino Fogna, così lo sappiamo. Comunque, vabbè, comunque già siamo arrivati alle 10:30 purtroppo. Come tempo volo, voglio ma salutare. Francesca, a chi vuoi salutare, saluta chi Io vuoi, che sono voglio un... salutare tutti quanti proprio, dal primo all'ultimo, pure perché non riesco a vedere chi è in chat, perché non ho la chat aperta. Quindi veramente di cuore vi saluto tutti, grazie, condividete se volete le mie poesie, i nostri video e guardi, al raduno ci vediamo, eh. Al raduno ci vediamo. Vabbè, ma io vi saluto tutti quanti, vi voglio bene, ci vediamo lunedì prossimo, sempre alle 21:30 per la live, e poi saluto pure giustamente a tutti quelli che la live non la vedono live, ma la vedono registrata. Saluto pure a voi, grazie che ve la vedete, Sì. e niente, che stai, voglio. Ci vediamo al prossimo video, e vedete intanto questo qua, che si chiama Ruben, il nuovo video, mi raccomando, condividetelo, è una parodia contro la Juve. A voi, state buono, voglio, ciao, un Ciao bacione. ragazzi, ciao. Si è chiusa.